Evento che viene, evento che va. Potrebbe essere questa la sintesi che ritrae il balletto di fondi regionali stanziati, anche se non si tratta delle cifre dello scorso anno per la sagra del Mandorlo in fiore di Agrigento, e cancellati invece per il Carnevale di Sciacca. La kermesse agrigentina costerà 159.000 euro, di cui 130.000 euro stanziati dall'ente Parco Archeologico Valle dei Templi. 10.000 euro saranno stanziati dal comune di Agrigento, che li preleverà dal bilancio, e 19.000 euro saranno ricavati dagli incassi degli spettacoli. Cifre sicuramente più basse rispetto ai 245.000 euro dello scorso anno. Una somma che, a detta di molti, non ha tra l'altro contribuito a dare maggiore risalto alla manifestazione più attesa dell'anno. E non solo. Diversi operatori culturali impegnati nell'organizzazione della precedente edizione della sagra sono stati coinvolti loro malgrado nello scalpore che la vicenda dell'inchiesta sui fondi della sagra ha destato, provocando l'avviso di garanzia al sindaco Marco Zambuto, che ha ribadito di aver operato esclusivamente nell'interesse della collettività. Uno degli operatori è Mario Pardo, che oggi dice amareggiato: "Sono certo, e per questo me lo auguro, che il sindaco Marco Zambuto", dichiara Pardo, "avrà modo di chiarire nelle sedi opportune la legittimità del suo operato, ma al tempo stesso, per evitare ulteriori equivoci, comunico di non essere disponibile a ricoprire incarichi di qualunque genere per l'ormai imminente Sagra 2013, né di propormi per farlo". Sagra che, così come commenta Mario Pardo, con tutti i suoi limiti e le sue contraddizioni, rimane una manifestazione di punta per la nostra città. Relativamente poi alla parte economica derivante dalla mia prestazione per il 2012, conclude: "Ho incaricato i miei legali di individuare le modalità per sollecitarne il pagamento e rimango a disposizione degli organi di informazione per ogni eventuale ulteriore dichiarazione". E lasciamo la sagra, che tra le polemiche, indagini giudiziarie e poche risorse economiche comunque si farà, e pensiamo al Carnevale, purtroppo solo come ricordo. Infatti a Sciacca, proprio per la mancanza di fondi, la manifestazione carnascialesca è stata cancellata. Ad annunciarlo lo stesso sindaco Fabrizio Di Paola, dopo la comunicazione ufficiale da parte dell'assessorato regionale al turismo, non più in grado di erogare 100.000 euro pattuiti. "Noi da soli", dice Di Paola, "non possiamo sobbarcarci un investimento che riteniamo eccessivo". E anche se amareggiato, Di Paola ha comunque fatto sapere che sarà organizzato lo stesso un festival mascherato, senza sfilate di carri, l'estate prossima. Ben diverso sarà lo stato d'animo delle maestranze locali, coloro cioè che per un anno intero si preparano costruendo costosi e possenti carri allegorici, simbolo di un'antica tradizione saccense.